è bello, è meraviglioso. Il sentimento dell'amore. Io cito Piero Angela spesso perché che ci crediate o meno, io ho avuto il piacere di conoscere l'emozione di vedere quest'uomo dal vivo. Sono arrivato un tempo. Sì, perché, signori, Piero Angela era vecchio quando io ero bambino. Famose due conti, Piero Angela ha 137 anni e mezzo. Quando Piero Angela vi parla dei dinosauri, vi dovete fidare. Ce li aveva in giardino. Come si sono estinti i dinosauri? Chi dice la glaciazione, chi dice il meteorite? Piero non l'ha portato a pisciare, gli è esplosa la vescica al T-Rex, non puoi capire quel giardino in che condizioni. Però Piero spiega proprio questo grande mistero del sentimento, che è uno dei quali in questa ora e più insieme che trascorreremo su questo vostro canale preferito, e nonché il mio, perché grazie come di Central che mi aiuta a pagare il mutuo. Piero sostiene questo miracolo dell'amore femminile. Che cosa c'è di più bello di una donna nei primi 30 giorni di rapporto con un uomo? Te trova bello, simpatico, divertente, sexy, può fare l'amore e gli piace pure come cucini. Perché vi comportate così? Vi comportate così i primi 30 giorni perché state in campagna elettorale. Signori, scusate, questo spettacolo si autoregola. C'è applauso moscio, due barzellette vecchie e tutti a cena. Rifatelo. Lo vedi? Lo vedi? Poi gli scambisti un po' pastrugnano, un po' uno con la mano dell'altro fanno sopra, sono ragazzi eccentrici. Però Piero sostiene questo, è una cosa meravigliosa. I problemi subentrano dopo. Lo spettacolo di oggi vuole portarvi a capire che l'italiano, come l'europeo in genere, probabilmente il cittadino planetario, si fa troppi problemi, pensa troppo, si autocensura e troverebbe qualsiasi scusa valida pur di non uscire di casa. Si chiamano i pippe mentali, nella città dove sono nato e cresciuto. Io vorrei che alla fine di questo spettacolo ognuno di voi potesse riuscire ad abolire dal proprio modo di pensare le pippe mentali. Basta con le pippe mentali, basta, ma solo quelle mentali. Perché le altre, per un uomo, sono una storia d'amore che dura per tutta la vita. Signore, quelle altre lì, quelle che non sono mentali, per alcuni sono una religione. Avete mai sentito parlare dei monaci amanuensi? Finché facevano da soli non s'accanivano sui ragazzini, vaffanculo, ma sarà una bella scelta di vita? Trovo bello, fantastico, straordinario, la capacità, l'autotrucco, la presa in giro di se stesso. Chiunque di noi arriva in quel momento nel quale fa basta con le pippe mentali. Ricordate che quelle fisiche vanno preservate, sono essenziali soprattutto per uno come me, che ha un bimbo piccolo, che dorme tra te e la tua compagna. L'avevo detto che era drammatico lo spettacolo. Quando c'hai un bambino di 3 anni che dorme tra te e lei, la tua vita sessuale è un ricordo in bianco e nero. Cambia addirittura i cocktail. Prima del bambino, sex on the beach. Dopo il bambino, pippets in the toilets. E spero che apprezziate che ho fatto una rima con 3 consonanti. Però la cosa più incredibile è che metti caso, che con tutte le reazioni, tutte le cose complicate che ci sono quando un bimbo è piccolo, metti che a lei, proprio a lei gli va, tipo a lei, lo so, mi piace la fantascienza, ma metti che a lei gli va e tu c'hai questa specie di accoppiamento sinistro, triste, insicuro e sindacale, tu comunque poi t'apparti subito dopo a caldo e per fissare il concetto replichi da solo perché vuoi essere sicuro che sta cosa sia successa.